Allora, io sono Elisa, vai, vai. Luigi, mettiti di là. Vai a morire là dentro, amore, eh? In silenzio. Dai, in silenzio, sì, come un grande eroe. Guarda, una volta vi racconto questa, io ho collaborato a alcuni festini, in uno di questi festini, tra l'altro forse proprio quello in cui hai lavorato tu Con Davide con Rampelli. Rampello. Rampello in una di queste cose, lui fece una coreografia spettacolare, tutti questi vestiti, tutti bardati, c'era caldo in estate, disse allora ragazzi, naturalmente se vi sentite male, avete un momento di mancamento, spostate e svenite silenziosamente. Quindi, Sì, è vero, costumi bellissimi, cioè, spettacolare. festini pazzeschi. Allora, sono Elisa Parrinello, mi occupo da tantissimi anni di teatro, cerco di portare avanti la tradizione di popolare siciliana attraverso la mia insomma, storia artistica, che è quella di Vito Parrinello e Rosa Mistretta, che erano i miei genitori, insieme a mio fratello Giovanni. Abbiamo un teatro alla Calza, che è il teatro di Tirammo, oramai è diventata un'istituzione, per fortuna, qui a Palermo, culturale, e in questo piccolo teatro abbiamo aperto tanti anni fa un canale parallelo al teatro di tradizione popolare, un teatro per i ragazzi, anche perché per noi il teatro non è soltanto diventare un attore o diventare qualcuno attraverso un palcoscenico o uno schermo. A noi il teatro fa bene, a prescindere da quello che sarà il nostro obiettivo finale. Fa bene a tutti i ragazzi, ai grandi, ai piccoli, e attraverso il mio diciamo, bagaglio culturale ho voluto distribuirlo insieme ai miei ragazzi, ai miei insegnanti, no, miei, non so miei, ai miei colleghi. Abbiamo voluto donare i nostri strumenti anche ai giovani che portano avanti sia una parte culturale popolare siciliana sia quella più contemporanea e quindi anche mescolata, farla un po' più moderna. Qui dove siamo, questo luogo è il posto dove abbiamo assistito prima a dei momenti di Sì, prova. stiamo costruendo il Natale perché noi mescoliamo le fiabe e le facciamo un po' nostre. Qui siamo ai Cantieri Culturali alla Zise, in una delle botteghe che abbiamo ricostruito tutti insieme come un piccolo palcoscenico perché momentaneamente il di Tirammo da qualche anno è in ristrutturazione dentro un palazzo che è stato acquistato da una grandissima proprietaria, dico così perché un giorno ne sentirete parlare, perché è la signora Varsellona che ha deciso di una grande imprenditrice che ha proprio la frase che ha voluto augurare è quello di voler tornare. Lei abita in Inghilterra, a Palermo, ha voglia di fare delle cose per la sua Palermo e riprendere questo palazzo, ristrutturarlo e lasciare il di Tirammo lì come museo, non solo come teatro ma come museo perché raccoglie tante cose, ma noi siamo qui ai Cantieri che è un altro diciamo, centro culturale, un'altra diciamo, succursale del nostro teatro. Allora, intanto, qual è la responsabilità che senti, se la senti, comunque di avere questa eredità importante di tuo padre, di tua mamma, insomma tutti quanti, io ho conosciuto tuo padre, ci ho lavorato assieme, eccetera, abbiamo fatto cose, come la vedi, come ti ci si... E allora la responsabilità più grossa è quella di non dimenticare le cose che mi ha insegnato, perché portare avanti la storia non è assolutamente facile, anche perché i tempi cambiano, vanno più veloci. Tendi subito a dimenticare le cose del passato, mentre invece noi dobbiamo mantenerle, perché sono quelle radici che ci tengono eh, ancorati in questa terra. Poi papà e mamma è stata una grande storia d'amore, la loro, quindi è ancora più complicato riuscire a portare avanti non solo la parte culturale, ma la parte sentimentale, emotiva e bella e poetica che loro mettevano in scena. Perché puoi avere tutta la storia che vuoi, ma se non c'è l'amore per quello che fai, finisce tutto come un sogno, ma finisce. Invece noi vogliamo che questi sogni diventino realtà sempre e quindi siamo innamorati
tra di noi ci innamoriamo. Questa è la più grande responsabilità, ma che me la collo, insomma. Perché quando si parla di cose d'amore, di poesia e di arte, io mi prendo tutte le responsabilità di questa terra. Eh, quante persone, quanti sono diciamo, A circuire. esatto, quanti siete? Allora, intanto noi abbiamo cresciuto quasi in questi anni 1 migliaio di ragazzi sicuramente, che oggi fanno anche qualche film, sono in TV, ormai hanno la loro vita, però c'è anche chi ha fatto altre scelte, che ha voluto fare altro, quindi ci sono tanti dipendenti perché la scuola è diventata da 8 allievi e ce ne sono un centinaio all'anno che vanno anche cambiando. Non se ne vanno mai però, perché questa non è una scuola e basta, questa è un'isola, come la chiamano, l'isola felice. Qui inizi e fino a quando ne hai bisogno resti. Dopodiché, spesso quando qualcuno di loro se ne va, vanno a lutto, sono a lutto totale. Dico, ma perché? Invece io sono contenta, perché quando si prendono delle decisioni, specialmente alla loro età, vuol dire che sono diventati grandi, vuol dire che hanno bisogno di altro e che questo gli è bastato. Ma non è detto pure che basti, magari vogliono anche altro, magari non si sentono più a loro agio. Questo raramente succede perché siamo talmente arlecchini, noi cambiamo continuamente umori, ma nel senso sempre bello che ci divertiamo e quindi è un flusso continuo. Voi formate, fate tanto, fate danza, fate teatro, fate musica. Tutto, sì, sì, cantiamo, danziamo, recitiamo, improvvisiamo, cazzeggiamo, facciamo festazze, mangiamo, piangiamo, ridiamo come pazzi, balliamo, balliamo, balliamo perché a volte è l'unico momento in cui davvero non si dice nulla con con la parola, ma si comunica tutto con il corpo. È l'unico posto qui dove non c'è giudizio, dove nessuno, non ci si giudica, quindi siamo tutti uguali, non ci sono bravi e meno bravi, qua ne divertiamo, che è la cosa più bella, penso che sia la cosa più bella, l'obiettivo più grande, quello di divertirci. Per me loro sono figli, figli, ma sono anche, a volte sono anche loro, i miei genitori, perché i ragazzi e i bambini hanno la grande capacità di ricordarti di quando eri piccolo, di non dimenticare che sei stato piccolo e che l'era cambia. A volte sono loro che insegnano, la maggior parte delle volte mi insegnano a diventare una persona migliore. La cosa che diciamo, noi stiamo facendo questo itinerario nella cultura e abbiamo incontrato ovviamente molti oggetti, spazi belli, luoghi belli, eccetera. Qui in questo strano controcanto, no, Davide? C'è da una parte, non c'è, non ci sono oggetti, ci sono persone, tante. Ecco. E questo mi viene l'idea anche di fare un ragionamento che riguarda una delle domande che ci poniamo in questo ciclo, cioè qual è il ruolo che secondo te poi la cultura può avere anche rispetto alla società che abitiamo, in che modo puoi interagire, se riconosci di avere un ruolo di interazione con la città, con i luoghi, con la Sicilia. I luoghi, diciamo, dove nasce tutto e dove ci sono i luoghi dove vengono frequentati da ragazzi e da bambini, secondo me dovrebbero esserci più luoghi come questo. Non dico di scuole di teatro, io parlo proprio di luoghi dove tutto nasce e dove tutto cresce e dove si può uscire e tornare. È importantissimo questo, spesso le scuole non lo fanno. Finisci un ciclo e poi basta, ti danno un attestato e poi te la spirughi tu. Invece io, ad esempio, lascio sempre la porta aperta, deve essere, è un luogo questo dove loro si devono sentire a casa, quindi penso che la città dovrebbe davvero, ma non solo la nostra città, dovrebbero farlo un po' dappertutto. In Europa si fa, in Italia, in Sicilia un po' meno, perché non so, si tende a scappare sempre, si tende a fuggire, mentre invece noi abbiamo talmente tanto tanta cultura che non sappiamo mai
quante ore abbiamo a disposizione per poterle portare avanti tutte queste cose. Secondo me la città dovrebbe davvero creare delle situazioni, delle tante isole, anche dei canali dove, da dedicare ai giovani, ognuno con formazioni diverse. C'è chi magari vuole fare informatica, i ragazzi che ormai sono tutti talmente tecnologici, non solo scuole, ma luoghi dove loro vanno autonomamente a studiare, a stare insieme, a condividere, a partecipare, a vivere delle situazioni e anche a condividere le esperienze che fanno con altri luoghi. Questo secondo me potrebbe essere un'idea anche che la città secondo me dovrebbe mettere, potrebbe essere una delle città dei giovani. Quando noi diciamo la città dei ragazzi, cioè, aprono ogni anno e poi chiude, no? Invece dovrebbe essere la città dei giovani questa, potrebbe essere, invece di farli andare via, creare delle circostanze, delle radici, delle strutture che li formi, poi rimanda magari, loro hanno bisogno di uscire fuori e fare anche, riempire il bagaglio e poi tornare qua e costruire, costruire, costruire. Secondo me a loro non manca niente, montagna, mare, arte, cultura, aria fresca, cibo, c'è tutto quello, cioè ci potrebbero essere delle isole culinarie per i ragazzi, no? Dove imparano a cucinare. Vi piacerebbe fare una scuola di cucina? Una figata! Andiamo a impastare, a cucinare. Qua si mangia sempre. Dico, in Sicilia. E comunque è l'unica cosa, il cibo, che non potrà chiudere mai nella vita. Vi chiama a mangiare per rimanere in piedi. Quindi immaginate quanti ragazzi potrebbero imparare a cucinare, ad aiutare anche gli altri, a cucinare per quelli che hanno più bisogno, o a costruire il legno, giocattoli di legno, inventare giocattoli. Insomma, scusami Giovanni, io e Davide, voi mi conoscete, io attacco e non finisco più, sogno figlia dei miei padri. Infatti non abbiamo preso impegni questa sera. Dico, ho risposto bene alla domanda. Hai risposto alla domanda come tu ritenevi di rispondere, posso giudicare la tua risposta. Perché poi mi sono persa, mi innivo, capito? No, sì, assolutamente sì. Un'ultima domanda che voglio farti è questa. Come lo vedi questo futuro della città? Al di là, diciamo, degli auspici, di quello che gli altri potrebbero fare, come pensi che il tuo lavoro, il lavoro che stai facendo, stia impattando, possa impattare, o dove ti auspichi che possa portarla? Io sono un po' sì, non potremmo fare il lavoro che facciamo se non fossimo smodatamente ottimisti e positivi. Certo. Mezzo pieno. Quindi No, a noi piace allora, questo io racconto. devo dire che questa è una città arrogante, è una città, purtroppo l'ho sempre detto e lo penserò sempre, è un po' come quelli che hanno talento, sanno di avere talento e diventano arroganti. Io invece sono più per chi ha talento ed è di grande umiltà. Quando c'è questo lato forte, allora io penso positivo per una città. Ma quando una città che amo è la mia città, la sento arrogante le persone, sento questo modo spropositato di essere sempre al centro di ogni cosa. Con chi parlo? Parlo è così, anche quando vai in un quartiere, picchi da, solo da lo fanno, no? Quando vai a mangiare, solo là la fanno bene questa pizza, là la fanno solo qua in questo teatro si fa bene questo teatro, invece no. Io sono più per una città che è consapevole di quello che ha e che lo mette a disposizione per moltiplicare tutto ciò. Questa è una città dove tutti si avvicinano alla luce di qualcun altro, mentre invece potrebbero essere tante luci. Pensate quante luci in una città, cioè ognuno di noi è una luce. Quanta luce ci sarebbe in questa città? Tantissima. Mentre invece noi ci affidiamo a un solo faro e ci avviciniamo tutti lì. Ecco, se questa città cominciasse a mollare via tutto ciò, io penso che potrebbe diventare una delle città più belle del mondo, in tutti i sensi. E io sono positiva come voi. Quindi il mio lavoro
io sto cercando di contagiare più ragazzi possibile a sentire loro una luce dentro e a moltiplicarla e a portarla avanti. Quindi se poi si ritroveranno in classe o in gita o a scuola o quando saranno grandi, moltiplicheranno questa bellezza, io penso che il futuro potrebbe essere un futuro migliore. Vai Giulia! Nelle migliori piazze del mondo. Nelle migliori piazze del mondo. Mamma mia, che bello!